Si è chiusa annuale la terza edizione del Festival Terre Evolute, iniziativa sviluppata da Ambi Veneto, l'associazione di 10 consorzi di bonifica della regione, che è partita da San Donà di Piave e per la prima volta si è presentata in modo diffuso, toccando anche Vo' Euganeo e appunto Noale. Siamo riusciti a mettere in piedi la terza edizione anche quest'anno. Abbiamo avuto una novità, che è quella che il contenitore del festival ha ospitato il comitato scientifico formato da 12 università che sta lavorando per preparare linee guida su cui poi andremo a ragionare per i prossimi anni. La seconda novità che abbiamo voluto introdurre quest'anno è quello di iniziare un percorso affinché questo festival diventi un festival diffuso sul territorio. Ad aprire il convegno Francesco Cazzaro, presidente di Ambi Veneto e del consorzio di bonifica Acque Risorgive. Anche questo evento si inserisce all'interno della settimana della bonifica che Ambi Nazionale organizza ogni anno. E nello specifico nel nostro territorio veneto riprendiamo all'interno di Terre Evolute una serie di argomenti che in particolare al nostro consorzio, il Consorzio Acque Risorgive, stanno particolarmente a cuore, cioè la salvaguardia dell'ambiente e la tutela idraulica. Un insieme di incontri scientifici, spettacoli, incontri letterari, mostre artistiche e storiche con un bilancio al di sopra delle aspettative. E pensiamo che qualsiasi metodo, qualsiasi strumento, mezzo sia importante per comunicare quelli che oggi verranno qui trattati in un contesto di convegno, quindi il tema della salvaguardia idraulica, il tema del rilevante, dell'importanza dell'ambiente, della difesa dell'ambiente. Dobbiamo cercare anche attraverso queste nostre iniziative locali e diffuse di comunicare il più possibile alla cittadinanza in modo che insieme possiamo raggiungere probabilmente qualche risultato. Comune denominatore di tutte le attività è il concetto di sostenibilità da mettere in pratica attraverso la salvaguardia idraulica e ambientale, un concetto che la cittadina di Noale riesce a rispettare grazie allo stretto rapporto con il consorzio di bonifica Acque Risorgive. Lavorare molto sul tema della prevenzione, della salvaguardia del territorio, perché l'acqua possa essere solo davvero bella, solo una ricchezza dal punto di vista ambientale, culturale e anche economico, perché l'acqua rappresenta anche questo legame particolare con il nostro consorzio, visto che a breve sorgerà la nuova sede direzionale a fianco alla nuova biblioteca comunale e di questo siamo veramente particolarmente felici e anche orgogliosi.